Buongiorno, buongiorno, in backstage dalla Sicilia. E siamo collegati grazie ai nostri potenti mezzi con Radio Milano TV, siamo riusciti anche qui da Donna Carmela, dico bene? Benissimo. Che è la signora proprietaria di questo splendido posto che abbiamo in Sicilia, di cui io avevo sentito parlare, insomma avevo letto delle cose, c'è del movimento qui dalle parti di Giarre, siamo in località Carruba di Riposto, esattamente. Carruba di Riposto. Carruba di Riposto. Ecco, e questo è il nostro maître d'hôtel, cioè colui che si occupa del ristorante. In questo momento viene servito la colazione, abbiamo dei clienti chiaramente internazionali, qui in Sicilia siete molto amati. Beh, abbastanza. Ecco, abbastanza. Tutto un po' il nord Europa e anche il resto dell'Italia. Ecco, quindi se volete facciamo vedere un attimo a quest'ora del mattino, cioè quando inizia la messa in onda su Radio Milano TV, diciamo orario normale, dalle 8:20 alle 9:30, anche se in realtà dovevamo essere in anticipo, ma abbiamo chiaramente, come succede spesso, dovuto chiaramente usare i nostri potenti mezzi, che è il cellulare, questo qua di mia moglie, che me la dà ogni tanto, la wifi, sì, parliamo appunto di wifi. Bene, siamo intanto ora col maître, lo vogliamo presentare, lei è? Buongiorno, io sono Alessandro Mancuso, il maître dell'albergo, di questa struttura, Donna Carmela. Appunto, come anticipato, ci troviamo a Carruba di Riposto, dove il messaggio che vogliamo dare ai nostri ospiti è quello di ospitalità siciliana in assoluto. A questo proposito, invece dei bomboloni come a Rimini, qua abbiamo praticamente sempre con della crema pasticcera all'interno, abbiamo gli iris, ma pure anche le raviole con la ricotta. Ecco, la raviola con la ricotta effettivamente ne ho già provato una, poi chiaramente proseguirò, e come dire, ecco, la colazione alla siciliana, che molte volte la si può degustare appunto nei bar, no? Come succede un po' dappertutto, poi magari non la si ritrova in albergo. Questa è una pecca che hanno in molti, ecco, quindi non è che trovi la granita col gelato come al bar, ecco, certo. Quindi negli alberghi. Però bisognerebbe almeno, ecco, fare un accenno di questa pasticceria siciliana molto nota, sì. Ecco, quindi devo dire che al momento sto intravedendo il buffet delle colazioni, devo dire stiamo andando molto bene, mi fa piacere. Grazie. Ecco. Bene. Intanto, e quindi dicevamo appunto quello che noi cerchiamo di trasmettere ai nostri ospiti è la nostra cultura, poi alla fine, no? Che in questo caso è la cultura dell'accoglienza e del buon cibo, insomma del star bene anche qui in Sicilia, con il nostro mare, il nostro sole. Qui siamo in provincia di Catania, qui siamo in provincia di Catania, siamo vicini al mare, siamo esattamente a 20 km da Catania e a 20 da Taormina, quindi stiamo in mezzo, a pochi chilometri dal mare. Ecco qua, bene, qui abbiamo le camere, perché poi magari per alcuni siete famosi come ristorante molto frequentato, c'è dietro un'azienda di vini, tra l'altro. Anche Pietradolce, ecco. la nostra azienda, l'azienda della famiglia Faro, l'azienda di vini che produce i suoi vini sull'Etna. Ecco. Anche qui cerchiamo di trasmettere profonda tradizione con i nostri prodotti, facendo il vino come si faceva 50 anni fa, con Nerello Mascalese e Carricante. Sono i due unici vitigni che noi produciamo, che sono poi vitigni autoctoni del territorio, il tutto seguito da mani esperte, con una vinificazione tipica del territorio etneo, per quanto riguarda tutti i nostri vini, che poi nascono da piante che sono delle piante prefillossera, quindi delle piante molto antiche, che vanno dagli 80 fino ad arrivare ai 140 anni dell'Archinari bianco. Bene, diciamo che dietro comunque a tutto questo c'è questa grande
no? Lei ha parlato di piante, no? Sì. Ha parlato di piante, dietro diciamo andiamo proprio quasi proprio alle origini un po' del vino, ecco, perché poi dietro al vino c'è la vite e c'è chiaramente la passione per la natura, per il giardinaggio se vogliamo, anche per le piante. ecco, quindi diciamo i signori Faro, perché qui siamo dalla famiglia Faro piuttosto che la denominazione nello stretto, ecco, Assolutamente. ecco la famiglia Faro chiaramente è leader internazionale nel settore appunto del vivaismo. Ecco, quindi diciamo si arriva praticamente in un immenso giardino poco distante tra l'altro dal mare. Qui abbiamo veramente pochissimo dal mare e poi un paio di chilometri. Ecco, e si sale invece verso l'Etna, dove ci sono anche i vigneti, c'è la vostra azienda a 45 minuti. Bene, io mi soffermerei con lei quindi sul ristorante, su questo insomma chef, perché danno sempre la colpa allo chef, colpa nel senso anche buono, nel senso là c'è lo chef, poi in realtà non c'è solo lo chef. Ecco, ecco, c'è un contesto che abbiamo un po' spiegato, quindi questo posto va un po' cercato, però fortunatamente hanno messo le insegne. Ecco, quindi donna Carmela è molto indicato, quindi si esce dall'autostrada e quindi anche senza navigatore si potrebbe tranquillamente arrivare. Pur essendo poi in aperta campagna in realtà, quindi siamo in un luogo, in un'oasi di pace e di tranquillità. E quindi sì, è ben indicato per appunto raggiungerci nel modo più semplice possibile. Ecco, quindi il ristorante chiaramente fa un servizio ulteriore per i clienti, quindi ci sono chiaramente le proposte di agevolazioni per i clienti, ma anche gli esterni chiaramente trovano in questo vostro ristorante aperto pranzo e cena come dire, un'alternativa gastronomica. Noi facciamo un menù rivisitato, rivisitato in chiave gourmet, che però viene estrapolato sempre dalla tradizione siciliana. Cioè, il nostro chef va a rivedere in chiave moderna questi piatti, che poi sono dei piatti che ci portiamo dietro da decine di anni, assolutamente. Lo chef intanto si chiama Andrea Macca. Ecco, Andrea Macca, che è lo chef già noi siamo qui insieme allo chef dal 2013. Quindi un lavoro già di qualche anno sta dando dei buoni risultati nelle guide. Intanto qui io infatti indosso un cappello perché qui hanno un cappello, altrimenti chiaramente ne ho altri che utilizzo chiaramente, ma diciamo che insomma con un cappello già è quasi come avere già una stella Michelin che deve sempre arrivare, ecco, quindi l'albergo molto probabilmente segnalato nella guida rossa con l'indirizzo, in località Giarre, come dicevamo, eccetera eccetera, fra Taormina e Catania, in provincia di Catania. Questo chef fra le varie specialità, quindi cosa... Allora, il nostro chef, intanto partiamo dal fatto che il nostro chef fa tutto in casa, tutti i nostri prodotti vengono fatti in casa da noi, dalle loro mani sapienti. Produciamo la pasta, produciamo il pane, tutti gli ingredienti che noi andiamo ad utilizzare, che arrivano appunto dai nostri orti, quindi dalle verdure che magari si possono trovare all'interno di un piatto, dalla frutta che trovate sul buffet delle colazioni alla spremuta d'arancia, tutto arriva dal nostro orto, quindi tutto è estremamente genuino e estremamente controllato. Chiaramente questo fa sì che la qualità sia sempre una qualità comunque di elevato livello. Quindi non solo questo è quello che vogliamo non solo quindi i vini, come capita da altre parti, insomma c'è una cantina, chiaramente investe sul ristorante, sulla ricettività, chiaramente poi ci sono i vini, ecco, qui andiamo oltre, anzi qui avendo anche una produzione di vini, poi comunque visto che producete mi sembra vini rossi e c'è del bianco, quindi comunque né dolci né spumanti comunque. No, facciamo bianco, rosso e rosato. Queste sono le tre tipologie di vino che produciamo. Facciamo 2 bianchi, uno da Vigne Giovani Carricante che sono sul versante nord etneo e uno invece che è l'Archine di Bianco,
che facciamo sulla zona di Milo. Questo è un vino che nasce da uve, da vigne prefillossera, sono vigne che arrivano fino a 140 anni di età, sono tutte piante ad alberello, quindi anche qui andiamo a ritrovare la tradizione della nostra terra, della nostra Etna, perché tutto viene piantato ad alberello e praticamente sono quasi degli alberi, cioè da come i tronchi sono veramente importanti. Poi invece ci spostiamo a Contrada Zottorinoto per quanto riguarda il rosato, siamo a circa 800 metri sul livello del mare, sul versante nord, e questo rosato è un rosato che nasce da vigne di 40 anni, da Nerello Mascalese. Una pressatura soffice degli acini e un contatto con le bucce che vanno tra le 4 e le 5 ore. Per un rosato da un colore a buccia di cipolla che può tranquillamente, non è un semplice rosato d'aperitivo, ma che può tranquillamente accompagnare un pasto, e che spesso noi durante le nostre degustazioni, quando magari l'ospite non vuole fare gli abbinamenti o preferisce bere solamente una bottiglia, io spesso lo vado a consigliare, perché può essere il giusto intermezzo per un percorso di 4-5 portate, perché chiaramente è difficile riuscire ad abbinare un solo vino con tutti questi piatti, e quindi spesso il nostro Piedradolce rosato insomma ci aiuta a questa cosa. Poi passiamo ai rossi. Piedradolce rosso, un rosso che nasce da vigne comunque giovani, di circa 15 anni, siamo sempre sul versante nord etneo. E poi abbiamo i nostri Archineri rosso e Contrada rampante, che nascono già da vigne prefilossera di circa 80 anni di età, tutto ad alberello anche qui, per poi chiudere con il nostro fiore all'occhiello, che è il Vigna Barbagalli, un piccolissimo anfiteatro di Nerello Mascalese, di vigne che hanno circa 110 anni di età. Qui abbiamo un lavoro di 20 mesi, una vinificazione di 20 mesi in tonnò usato, non usiamo barrique, qui torniamo al discorso della tradizione, usiamo solamente tonnò. È un Barbagalli che nasce appunto da 20 mesi di tonnò e 6 mesi di bottiglia. Questo è un piccolo anfiteatro di queste vigne a 900 metri di altitudine sul versante nord etneo, siamo praticamente all'estremo della Docca Etna. Questa per quanto riguarda la Pietradolce, e chiaramente Donna Carmela rispecchia un po' questo pensiero, il pensiero della tradizione, il pensiero di essere legati a quella che è la nostra cultura e la nostra storia e la nostra tradizione. Qui potreste gustare in chiave gourmet anche per esempio la pasta con le sarde, che è un grandissimo classico nostro, certo. Ma la bottarga di tonno, il pesce spada, facciamo anche dei piatti diversi. Abbiamo trovato un connubio orientale, anche se possiamo definirlo così, con un polpo in salsa, noi lo chiamiamo il polpo in salsa teriyaki siciliana. La salsa teriyaki è una salsa giapponese che per puro caso abbiamo, tra virgolette, ritrovato a Donna Carmela. Il nostro chef Andrea aveva due collaboratori giapponesi che, assaggiando questa salsa, chiesero allo chef: dice, chef, ma questa è salsa teriyaki? In realtà non lo era, perché era una salsa di mosto di Etna rosso e soia. E lo chef dice: no, guarda, in realtà è una nostra inventiva. E allora da qui nasce questo piatto, che è il polpo in salsa teriyaki che abbiamo siciliana, che è un polpo caramellato con appunto il mosto del nostro Etna rosso, Piedradolce e salsa di soia, una crema di insalata di patate, una chips di pane con la polvere del tè matcha, che è il tè verde giapponese per eccellenza. Quindi abbiamo anche lasciato modo veramente alla fantasia di esprimersi, ma dando a tutto ciò sempre una logica importante, e soprattutto abbiamo cercato sempre di non perdere mai assolutamente quella che è la nostra tradizione. Bene, questa è Donna Carmela, quindi si capisce anche il cappello della Guida dell'Espresso appena dato nella nuova versione della Guida dell'Espresso già dallo scorso autunno.
siamo in attesa chiaramente di nuovi risultati dopo l'estate. Tra l'altro dovrò documentarmi più tardi, amici della radio, perché il nostro maître ha un appuntamento, quindi siamo andati in onda non in notturna ma proprio durante la colazione delle 8, già dalle 8, e quindi avremo modo poi comunque di riaggiornarci, e dovrebbero esserci i dati su Milano, sulla città di Milano, della guida del Gambero Rosso, dove immagino voi siete presenti, immagino c'è un punteggio, hanno dato, cosa hanno dato? Dato delle forchette, sicuramente hanno dato, ecco, anche lì, ecco, una dà le stelle, una dà i cappelli, c'è chi dà le forchette, comunque. Abbiamo completato una mise in place. Ecco, bene. A posto, io la lascio quindi ai suoi impegni, è stato quindi un grande piacere. Andiamo chiaramente alla scoperta sia della colazione e anche appunto del pranzo qui a Donna Carmela. Purtroppo loro non ci possono essere in questo momento, no, vabbè, ma spero di averli presto. È chiaro che noi diamo delle indicazioni, ecco, quindi facciamo sapere insomma che c'è qualcosa di interessante, e soprattutto il fatto che si possa andare anche al ristorante all'ora di pranzo, perché molti magari servono solo la sera, poi con l'estate molti che magari durante l'inverno sono aperti a pranzo appunto chiudono, ecco, quindi è sempre più raro fare anche delle foto, diciamo, che vengono bene, perché la sera chiaramente è tutto sempre più soffuso, ecco, e quindi questa può essere anche già una caratteristica appunto utile per le esperienze gastronomiche quando si è in giro, ecco, quindi trovare, io vedevo anche in Catalogna recentemente, sono pronti col menù gastronomico, non so, di 15 portate come fanno loro, anche a pranzo tranquillamente, non è neanche ti guardino più di tanto male. Nel senso che molte volte da noi in Italia si va più sul light lunch, no? Dice, ma a pranzo vogliono stare leggeri, ma se chiaramente uno è in Italia come in Sicilia appunto per provare dei ristoranti, magari ha più piacere di farlo a pranzo. Ecco, e quindi se poi trova pochi piatti e poche cose, anche poche pizze, se fossimo a Napoli, no? Con poche lievitazioni, poche, ecco, quindi è un peccato. Si va incontro a qualche delusione. Ecco, quindi è sempre meglio essere pronti, perché chiaramente il pranzo forse alla fine è anche quello un po' più adatto, quello che forse ci ricordiamo meglio, perché le cerimonie lei mi insegna, perché ecco, quindi si può rilassare anche un po' di più. Nelle cerimonie, come dire, sono tutte queste portate, la convivialità, no, di apprezzare a lungo vari piatti. Immagino che anche qui insomma per matrimoni e cose varie sia la location ideale. Assolutamente sì. Ecco, quindi Donna Carmela, bene, grazie e poi noi ci sentiamo presto. Salutiamo gli amici della radio per il momento e poi ritorniamo in diretta, sempre qui dalla Sicilia.